Morosin, veniamo subito a lei, ci spieghi, ripeto, non è il progetto, no? Io faccio sempre questa battuta, io sarei per l'annessione del Veneto all'Austria, no? Però dopo ci penso e dico, ahimè, non ci sono le condizioni storiche e politiche per poterla fare. Ci sono oggi le condizioni storiche, politiche, economiche, perché sia non un'utopia, ma un obiettivo raggiungibile l'indipendenza del Veneto? Allora io le dico, facendo una scenetta, se io le dico 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, sa che cos'è questo? È la cadenza del debito pubblico in Italia in questo momento, e sono 3.000, le ho portato un manifestino tratto dalla Repubblica di oggi, sono esattamente 3.970.000 euro al secondo. Al secondo sono 2.238.430 al minuto, 14 milioni,3 all'ora. Questo è il debito pubblico italiano. Quindi, che è cresciuto da gennaio, anzi da dicembre l'anno scorso a ottobre, in 10 mesi, di 103 miliardi. La realtà è cambiata in modo radicale. Abbiamo la gente disperata. Abbiamo 162.000 persone senza lavoro nel Veneto, 7.000 aziende, che è una media di 80-100 persone che sono emigrate all'estero, 900 fallimenti dall'inizio dell'anno, 82 dipendenti al giorno che in media vengono licenziati. Ma di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? Siamo in una situazione che è da guerra civile ormai, l'abbiamo capito o no? Quindi dire è fuori, è un'utopia Veneto indipendente, dico ringraziate che c'è un movimento politico Indipendenza Veneta che cerca di raccogliere la disperazione della gente, ma anche un progetto della gente, che presenta un progetto della gente. Dite la verità che di quello che abbiamo fatto noi negli ultimi giorni, direttore, lei non lo dice, ma gliel'ho portata, ne ha parlato la stampa di mezzo mondo. Questo è il Daily Telegraph, questo è il Daily Telegraph, questo è il Sunday Times, questo è il periodico spagnolo, questo è Wall Street Journal. Voglio dire, ma c'è il mondo che parla della richiesta di indipendenza del Veneto. Mi scusi, la stampa anche di Marte parlò dei Serenissimi sul campanile. No, non banalizzi, direttore, non banalizzi, la storia non va mai banalizzata e quindi la storia che stiamo vivendo bisogna avere la capacità, soprattutto la sensibilità, io dico per me stesso l'umiltà di capirla e di interpretarla. Noi abbiamo avviato in pochi mesi un processo per raccogliere non soltanto la disperazione della gente, ma per aggregare il consenso della gente intorno a un progetto che è quello dell'indipendenza, che non è una cosa che riguarda solo il Veneto, perché ne riguarda la Catalogna, riguarda la Scozia. Ne ha parlato José Manuel Barroso, che è il presidente della Commissione europea, che ha detto che bisogna rifarsi al diritto internazionale, al diritto dell'autodeterminazione. Ma di cosa parliamo? No, però cerchiamo calma, una cosa alla volta. Lei dice, la prima cosa che io metto in luce è che con questa situazione economica sempre più grave, con una crisi sempre più pesante, per questo ne deriva quindi una spinta. Si fermi lì. Cominciamo a sentire cosa dicono i nostri telespettatori. Prego, chi c'è in linea? Buonasera, Laura di Padova. Buonasera Laura. Una cortesia. Volevo chiedere per favore all'avvocato Morosin se per piacere si può battere con tutti i suoi mezzi che ha a disposizione per il nostro Veneto libero, perché ci stanno sbranando, anzi ci hanno già sbranati. Poi il signor... Che non conosci evidentemente per qualificarla come francobollo. Ah, ok. E allora facciamo, il Veneto si vuole porre leader mondiale? Io direi che il Veneto, se mi consenti, una delle ragioni fondamentali... Chiedo i numeri. Certo. Chiedo i numeri. Certo, ha il PIL come la Grecia, come quello del Portogallo, anzi superiore, solo due province del Veneto hanno un PIL superiore. La Grecia e il Portogallo o guardiamo la Cina e l'India? O la Finlandia. Ma allora guardiamo la Cina e l'India o la Grecia e il Portogallo? Allora, la risposta che ti do io, l'Europa dove sta andando finché gestita da questi stati risorgimentali? Sta andando allo sfascio. Allora, in Europa, fortunatamente, non solo il Veneto, così nessuno ci può qualificare provinciale,
provinciali, si sta muovendo una realtà dal basso di territori che hanno una loro identità, una loro storia preziosa, una loro energia economica, un loro tessuto sociale, quindi che sanno stare in organizzazione come uno Stato vero. La Catalogna te ne ha la dimostrazione, la Scozia anche, il Veneto meglio ancora. La Scozia è una realtà completamente diversa. No, non lascia perdere, ne potremo parlare quando tratteremo più l'argomento in sede separata. Voglio dire che l'Europa può nascere e togliersi da quella struttura burocratica che è un moloch asfissiante, che vogliono gli Stati, i quali non sanno come trasferire, o meglio non vogliono trasferire all'Europa quel margine di sovranità che invece il Veneto, la Catalogna e la Scozia potrebbe trasferire. Ti faccio un esempio solo in via esemplificativa: in politica estera, per esempio, e in materia di difesa o di sicurezza, andremo a comprare il petrolio come il Veneto indipendente potrebbe essere protagonista e cedere le proprie sovranità in queste due materie, politica estera e difesa, in un'Europa di 500 milioni di abitanti. L'Italia, la Francia, la Gran Bretagna invece hanno difficoltà, e lo vediamo per esempio la Gran Bretagna sulla materia economica, sulla materia monetaria dell'euro, a cedere spazi di loro sovranità. Quindi teniamoci gli stati risorgimentali centralisti sempre di più, asfissianti con la tassazione, e impediamo all'Europa di nascere come Europa di governo, come un'Europa che fa le leggi. Che Europa abbiamo adesso? Io cito sempre... Quello è il problema, che non abbiamo l'Europa. Allora, l'Europa potrà nascere come la vorremmo tutti, immagino, soltanto se noi diamo spazio agli stati territoriali come alle piccole realtà, ma virtuose, ma capaci di organizzarsi, capaci di essere di esempio da emulare, da copiare, se otterremo appunto questi margini, questi spazi di autodeterminazione che noi invochiamo assieme ad altri. Allora, direttore... No, un attimo, ma se noi avessimo un Veneto indipendente, il vantaggio che abbiamo immediato, che avremo per esempio i 20 miliardi all'anno di residuo fiscale a disposizione. Con 20 miliardi all'anno, rispondeva un giornalista che mi interrogava recentemente, un giornalista libero di una testata libera, dicevo che potremmo farci un Mose ogni 6 mesi, tanto per dire. Perché il Mose, non diminuire le tasse ai veneti. No, ma per dire, se li avessimo in ogni caso, noi abbiamo... Il nostro progetto è quello di dare una riduzione immediata delle tasse, l'IVA portarla al 15%, l'IRPEF non più del 20%, competere come i paesi un residuo fiscale di 20 miliardi. Chiaro, se riduciamo le tasse. dobbiamo fare questo. Però se mi consente... quale sarebbe il percorso? Allora, il percorso è questo. Intanto non voglio essere scortese con nessuno quando dico ignorante, nel senso che non conosce l'argomento tecnico. Io mi riferisco alla questione strettamente giuridica che ha evidentemente parallelo un passaggio politico. Diciamo una cosa innanzitutto: non c'è nessuna Costituzione al mondo che riconosca il diritto all'autodeterminazione, perché è una contraddizione in termini. Nessuno Stato prevede che ci sia la possibilità di andarsene, quindi lo dico io per primo. La seconda cosa, c'era in verità l'URSS che aveva la previsione di quel diritto all'autodeterminazione, però sappiamo arriveranno i carri armati nonostante Napolitano, sappiamo nel 56 cosa succede. Allora, ciò detto, però, come diceva Piero Calamandrei, non Alessio Morosin, ci sono dei diritti cosiddetti supercostituzionali e sono quelli della Carta dell'ONU. Tra questi diritti, non voglio fare una lezione, non è il momento, c'è anche il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Quando si parla di questo argomento, in questo senso dico, non bisogna ignorare il quadro. Se voi fate una domanda, come è stata fatta dal primo parere dell'ufficio legale della Regione all'esterno a dei bravi consulenti, nei limiti della Costituzione italiana è previsto il diritto all'autodeterminazione, domanda retorica quanto inutile, perché un bravo costituzionalista... Allora qual è il percorso? Allora, il diritto all'autodeterminazione è un diritto, come diceva Calamandrei, supercostituzionale. Siccome, come accennava bene Alvise Fontanella, che è un giornalista che conosce bene la materia, il percorso, per favore, te lo spiego, direttore, cosa si fa? Si raccolgono quante firme intanto?
Per poter indire un referendum, la domanda è quante impropria, firme? mi dispiace direttore, la domanda è impropria. Perché allora, se mi lascia concludere, allora c'è il diritto internazionale che lo riconosce, Carta dell'ONU, articolo 1, paragrafo 2 e articolo 55. C'è una serie di altre dichiarazioni, c'è la norma italiana, l'articolo 10, il quale testualmente afferma che l'Italia si conforma alle norme del diritto internazionale normalmente riconosciute. Allora che cosa manca? Ci sono i diritti, ma manca un meccanismo di attuazione e quindi è compito della politica, come dice Barroso, come noi, trovare il meccanismo e attuarlo. Giusto. Se non c'è il meccanismo, Giusto. noi col nostro percorso e le firme le portiamo, le prime abbiamo portato in regione, le prossime 30 Non ce n'è uno più le semplice. portiamo a Bruxelles, perché Bruxelles Barroso, le istituzioni europee che hanno detto in un atto formale che mancando nei trattati, negli atti dell'Unione Europea il riconoscimento di un diritto all'autodeterminazione. Il telespettatore prima ma quante ne vuole citato, Barroso? 30.000, non c'è un 3 numero, milioni? le ho detto direttore. No, quindi io ne porto 5 per l'annessione del Veneto all'Austria. Beh, fa da ridere Barroso 5 evidentemente. Scusi, La questione è politica. Non c'è una questione più semplice. Non rendiamola ridicola. Molto più semplice, avvocato. Non parliamone se non dire... conosciamo l'argomento. Io sono perentorio. È assurdo continuare a parlare se non si ha l'umiltà. Io mi metto, non sono un esperto, però conosco bene Dai, la materia. Morosin, ci spieghi se questo? Non ci si porta nell'ambito dell'alveo politico. Lei va con 50.000 firme da Barroso. Ma non Si ce n'è avvia uno più un semplice, percorso. avvocato, che è quello di candidarsi e dire votatemi, se votate me, votate l'indipendenza. Non è più semplice. Vede questo. Padrino, lei è intelligente. Grazie, noi abbiamo nel nostro progetto varie soluzioni alternative. La prima è quella del referendum. Mi sembra una delle chance, no, li dice una cosa giusta, una delle chance, delle opportunità dei vari passaggi che noi abbiamo già studiato, che abbiamo ipotizzato, è quella che comunque alla prossima cadenza elettorale, che potrebbe essere anche prima del regionale, anche prima del 2015, stante queste cose, diremo nel nostro programma elettorale, se non avremo ottenuto prima il referendum, se io, come ha fatto Salmond in Scozia con lo Scottish National Party, se io sarò eletto al Consiglio regionale, alla guida del Consiglio regionale, come prima cosa terrò il referendum. Quindi è già una forma di investitura, è un passaggio politico, scusi, democratico. Non è meglio farlo alle politiche, visto che l'ambito... Non è escluso che noi utilizziamo, non è escluso, ma lo deciderà il mio movimento, che noi utilizziamo il passaggio elettorale delle elezioni politiche che prossime venture come un passaggio referendario. Seconda domanda, questa è un po' più maliziosa, rubo. Prego. Ci sono due movimenti, che io sappia, Ce ne possono essere anche altri. No, può farne Veneto... uno anche lei, Padrin. No, PDL Veneto, che lavora per l'indipendenza. Il PD Veneto che lavora per l'indipendenza. La destra lo ha già detto. Più modeste. Allora, anche questo non ritiene che sia un segnale negativo? Perché? No, assolutamente. Perché? Assolutamente. Insomma, vuol dire che c'è un'energia così prorompente, come quando si rompe un argine e rompe in più punti, e quindi c'è un'energia che si ispira a visioni e organizzazioni diverse. Un attimo, Alessio Morosin. No, sta dicendo una cosa che non condivido. Non è consentito neanche quello consultivo, non so come mai commetta questo errore. Non è consentito e basta se tu lo guardi dalla prospettiva costituzionale italiana. Quindi non è che quello consultivo è consentito e quell'altro invece per dichiarare dipendenza è vietato. No. È vietato comunque dalla Costituzione italiana. Noi non siamo sciocchi da chiedere una cosa nei limiti della Costituzione italiana. Ecco perché ci siamo rivolti e ci rivolgiamo a Barroso e al diritto internazionale. Primo perché l'Italia un attimo lo consente. Questo l'ha già spiegato, ma secondo lei, Tosi, è pensabile che andando da Barroso si ottiene un risultato di poteri politici e non solo politici che fanno quadrato su un obiettivo? Beh, io le dico solo un esempio, un nome: Costato, che è stato il braccio destro della Marcegaglia a Roma per la Confindustria, ha scritto un libro che mi è stato regalato una settimana fa. Nel primo capitolo dice: Sistema Italia è fallito perché l'ho sperimentato, si tratta soltanto di sapere quando. Ed è una figura, un esponente che ha lavorato nel sistema Italia, che c'è stato 5 anni ai massimi livelli, Costato, quello dei grandi mulini italiani. È una figura, mi pare, seria, uno che ha ponderazione dei fatti e che vive l'economia direttamente e la soffre. Ha detto questo e ha detto bene, cioè ormai è la realtà che dobbiamo guardare. Gente, andate nei mercati, andate nelle zone industriali e artigianali del Veneto e fate delle fotografie, vendesi, chiudesi, e dove non c'è il cartello c'è
l'erba alta 2 metri, sarà solo l'inverno che la va ad abbassare un po'. Ormai abbiamo una situazione disperata, abbiamo avuto 20 suicidi per la recessione nel nostro Veneto, uno ogni 15 giorni. Telefonata. Abbiamo uno Stato che centralizza, ma di cosa parliamo? Così, dopo torniamo anche su questo, perché L'indipendenza è una cosa positiva. Cambiano i contratti di Cambia lavoro, tutto, il mercato delle cambia retribuzioni. tutto. Avremo democrazia diretta come in Svizzera, avremo un'economia che funziona, salveremo forse questo Veneto dal disastro nel quale ci ha condannato un'Italia di centralisti e di tassatori. Bisognerebbe capire, cambiano davvero le condizioni, perché adesso Alessio Morosini se no per mezz'ora ci legge il programma che ma glielo do. Che il Veneto indipendente è l'Eden, no? E siamo tutti d'accordo. Certo. Ce l'ho qua, Infatti, direttore, sarei arrivato per chiudere. Posso abusare della sua cortesia, glielo do e adesso lo vedranno. Certo, infatti io ringrazio l'avvocato per avermi lasciato sul programma, che leggerò questa sera prima di andare a letto. Certo. Anche domani. No, nel senso che ci tengo adesso anche. Ecco, l'unica cosa, e chiudo, quello che dicevo io prima, mi piacerebbe anche sentire che cosa ci sarà dopo. Cioè il Veneto... Ha detto Barroso infatti che bisogna rifarsi alle norme del diritto internazionale, perché non c'è nessun atto o trattato dell'Unione Europea, ripeto, neanche quel signore che diceva prima del Trattato di Lisbona, che preveda il diritto all'autodeterminazione. Non esiste né nelle carte costituzionali dei singoli Stati, e l'abbiamo detto prima, sarebbe una contraddizione in termini, né negli atti dell'Unione Europea. Esiste soltanto nel diritto internazionale. L'Italia si conforma alle norme del diritto internazionale, manca il meccanismo. La politica serve per coprire questo vuoto e creare il meccanismo. Proprio che condivido. Bisogna stare attenti, perché all'inizio la Liga Veneta, quando parlava di federalismo, intendeva veramente il fedus, il patto per cui si costituisce intorno a delle identità precise, nel caso il Veneto, un qualcosa che poi va a porsi come sarebbe l'istituto del federalismo. È un soggetto già indipendente che si pone in relazione istituzionale con altro soggetto indipendente, e quindi c'è un patto federale. Quello che si è poi realizzato in Italia, o tentato di realizzare, era un finto federalismo, un falso federalismo. Lo si è declinato in tutti i modi, meno che in quello che era il vero istituto del federalismo. Io ho detto più volte, se avessi detto al professor Paladin, mi avesse detto all'esame di diritto costituzionale, mi descriva cos'è uno Stato federale, l'avessi descritto come poi hanno tentato di realizzarlo in Italia, mi avrebbe tirato dietro il libretto e avrebbe ristudi la lezione. Ecco, quindi non si è fatto il federalismo in Italia, quello che si è chiamato federalismo era un'altra cosa. Oggi l'esigenza di indipendenza è un progetto non fantasioso, non di sognatori, è un progetto concreto, è un progetto che parte dalla realtà. All'inizio ho cominciato la prima sua domanda. Ma è d'accordo anche lei comunque che ci vuole anzitutto un consenso molto ampio? È indispensabile, ma noi alle nostre riunioni, diceva il giovane qua, veda su internet, la stampa internazionale si è accorta, noi facciamo riunioni, per esempio all'Hotel Fior l'altra settimana, 250 posti, hanno aggiunto 150 sedie, e 150 persone non riuscivano ad entrare. Un telespettatore, cioè abbiamo ormai però posso la massa, farle un esempio? Se io dovessi guardare le sale piene, direi che il prossimo Presidente del Consiglio è Oscar Giannino. Probabilmente. Dovunque va Oscar Giannino. Ad Asiago ha fatto un mezzo piene, flop. urne vuote. A Gallio ha fatto una teatri pieni, urne vuote. Era la battuta di Scalfari, scusatemi, sul Partito d'Azione. Comunque, direttore, l'idea dell'indipendenza è un'idea positiva, è un progetto, non è un sogno, è un progetto concreto, e noi soprattutto lo vogliamo appoggiare sull'esempio della Svizzera come un esempio di democrazia diretta, e sarà la gente a decidere cosa fare. Non vuol dire confini, perché il Veneto è già in Europa, qui non ci saranno barriere doganali, non c'è nulla. Se decideremo che l'euro non ci va bene, discuteremo anche questo, lei poneva il problema, ma vuol dire dare sicurezza ai cittadini, perché se non lo facciamo adesso rapidamente, non nel 2015, le 7.000 aziende che sono andate via quest'anno, l'anno prossimo saranno 20.000, cioè avremo un Veneto ormai morto fra 2 anni. Dobbiamo salvarci, è una speranza l'indipendenza, è il futuro, è salvare il salvabile, le pensioni, il lavoro. L'impressione Morosini è che oggi tutti siano molto più preoccupati di Beppe Grillo che non delle spinte indipendentiste. Ma io credo che Beppe Grillo va ad affossarsi, è un voto di protesta comprensibile, che io tra l'altro rispetto tantissimo, ma è un voto che va ad affossarsi nello stagno italiano. A Roma non si cambierà più nulla, questo è un dato di fatto, è evidente a tutti.
quel debito pubblico, non credo che i grillini, per quanto si riducano lo stipendio a metà, non è solo quello, è una questione di assetto istituzionale, di burocrazia. Lei veda, dottor Svirna, che questo governo, che è un governo di tecnici, che quindi è al di sopra delle parti, che ha raccolto il consenso di maggioranza e opposizione uscita dal 2008, dalle elezioni del 2008, quindi che cosa ha fatto? È un governo che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Ha attuato neanche il 10% dei suoi decreti ed è da 12 mesi ormai che è là, e quindi ha attuato un nulla, e si andrà alle elezioni e dopo sarà, o si ripete questo governo con una formula che non so chi possa inventarsi, oppure avremo per 2 anni governi di 6 mesi. Andremo alle elezioni probabilmente a febbraio, marzo o aprile, fare una domanda? e poi a ottobre nuovamente. Vi candidate? Noi sfrutteremo questo passaggio elettorale in modo tale da renderlo quantomeno una competizione referendaria. Ma vi candidate? Quindi a Roma? No, a Roma non andiamo a Roma. Roma. No, non andiamo a Roma. Se anche dovessimo partecipare, il movimento non l'ha ancora deciso, parteciperemo solo per occupare uno spazio. Di sicuro non andiamo a Roma, non è che andiamo a Roma per dimezzarci lo stipendio, non andiamo a Roma. Quindi occupare uno spazio vuol dire diventate parlamentari? Non andiamo a Roma. No, dovreste avere dei parlamentari eletti, li fate dimettere. Non vanno neanche. Non vanno. Occuperanno uno spazio, ci saranno degli scranni vuoti. Ultima telefonata.